Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Posticipo di lusso all'Olimpico fra Torino e Padova nella 39esima giornata della Serie B-Win. Granata che in una settimana si giocano forse la promozione diretta, affrontando di fila prima i Veneti, poi il Pescara e infine il Sassuolo. Ventura lancia il tandem d'attacco Meggiorini-Bianchi per tentare di invertire la tradizione negativa contro i biancoscudati, che hanno vinto 4 delle ultime 6 sfide dirette. Dal canto in piena emergenza, 4 squalificati, 3 infortunati e Marcolini costretto a fare il terzino sinistro, davanti Coppia, Ruopolo, Caccia. Grande atmosfera sugli spalti per una serata dal sapore di Serie A. Nei primi 20 minuti c'è solamente il Torino che comincia a presentarsi così con Bianchi. C'è la bella giocata, c'è poca mira però da parte del capitano del Toro. Imperversa Stevanovic sulla destra al 12esimo, grandissimo affondo, palla rifornita per Meggiorini, grande volée di destro, non il suo piede naturale ma palla in fondo al sacco, secondo gol consecutivo e terzo in maglia granata per il 26enne attaccante che fa 21 in Serie B-Win. Da riapprezzare però la grandissima giocata di Stevanovic, non tenuto dalla difesa del Padova, poi la finalizzazione di Riccardo Meggiorini. Ancora Stevanovic al 20esimo, ubriaca Marcolini, paso doble e poi tiro incrociato Perin, però si distende, grande parata per questo portiere di 19 anni di proprietà del Genoa che farà molto parlare di sé in futuro. Al 42esimo infortunio per Glick dentro di Cesare e sarà un cambio in qualche modo fortunato comunque per Giampiero Ventura. Il Padova non riesce mai a tirare in porta nella ripresa, allora dal canto inserisce Cutolo per un fantasma come Ruopolo. Al 53esimo arriva il punto del 2-0, viziato però dalla posizione di fuorigioco di Cesare. Sul cross di Parisi il piattone vincente, nulla può fare Perin. Ed è il gol, primo in campionato per il 28enne difensore, quinto in Serie B-Win, ultimo l'aveva segnato a febbraio del 2010 con il Vicenza. Match che sembra chiuso anche perché il Torino sembra giocare col velluto, ma da qui comincia un'altra partita, soprattutto comincia la partita del Padova. Al 57esimo il primo tiro in porta per i Veneti con il colpo di testa di Schiavi, ottimo Benussi, passano 40 secondi e questo gioiello di Caccia, doppio controllo volante, fulmina Benussi con un gol straordinario, il decimo in questa Serie B-Win, il 67esimo nel campionato cadetto per l'ex bomber del Piacenza. Gli ultimi 3 gol del Padova portano tutti la sua firma. È un Padova che allora crede nella rimonta. Al 62esimo Marcolini, cresciuto nella primavera del Torino, prende la mira della distanza e c'è la parte superiore della traversa a negare il 2-2 alla formazione biancoscudata. Passano altri 6 minuti ed è ancora Marcolini che questa volta pennella sul secondo palo per Cutolo. Il colpo di testa è preciso, una grande potenza e Benussi si salva anche forse con l'aiuto della traversa. Posizione regolare quella di Cutolo che ha portato una ventata di adrenalina nell'attacco del Padova. Prova ad alleggerire la pressione il Toro al 77esimo, Vives, Guberti e Antenucci. Buon movimento ma cicca completamente il pallone, graziando ancora una volta Perin. Il match in ogni caso si chiude all'87esimo perché Antenucci si fa praticamente tutta la metà campo del Padova, salta come un birillo Schiavi, parte, punta anche Donati, rientra sul destro, palla in buca d'angolo, niente da fare per Perin. E allora è 10° gol in campionato per Antenucci, 41esimo in totale nel campionato cadetto, non segnava dal 24 marzo al Gubbio, da riapprezzare il gol di Antenucci. Vince dunque il Torino 3-1 in una serata di grande festa, Granato nuovamente sole al comando grazie all'8ª vittoria interna nelle ultime 9, Ventura gongola mentre il Padova affonda e vede scivolare via il traguardo playoff.